Se è più facile gestire i figli, assai è probabile che il tasso di natalità riprenda a crescere e fare famiglia, crescere i figli e conciliarne i tempi con la vita lavorativa necessita di un cambiamento culturale radicale nelle imprese. Ricette vincenti in questi anni sono risultate le politiche di supporto e i servizi alle famiglie. Da questo assunto ha mosso i primi passi il progetto di Family Audit che il comune di Feltre ha mutuato dalla provincia di Trento. Lavorare per le imprese, con le imprese è fondamentale, in quanto il lavoro è un elemento fondante della nostra comunità. Lavorare per il lavoro, ma lavorare anche per l'istituzione primaria, quali sono le famiglie. Il progetto è stato riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che l'ha finanziato con 200.000 euro. Capofila il consorzio BIM Piave. Noi riteniamo che in questo momento sia importante che parte delle risorse del consorzio vengano dedicate a quello che è il modo di vivere nel nostro territorio, quindi quelli che sono i servizi, perché credo che se non manteniamo i servizi sul territorio non riusciremo a tenere la popolazione. E allora contro lo spopolamento, azioni mirate sulle imprese, una decina quelle che verranno individuate per un percorso che durerà 3 anni e si concluderà con una certificazione di qualità. Il fatto di avere un riconoscimento, si sta pensando a un bollino che identifichi le aziende che operano attivamente e costantemente nel sociale, è chiaro che dà valore aggiunto alla vita lavorativa dell'azienda sia all'interno e anche sul territorio. È un progetto che è proprio cucito sulla realtà del bellunese, perché abbiamo, oltre a un alto tasso di spopolamento, conseguentemente anche un alto tasso di dipendenza, un'alta percentuale di dipendenza e di vecchiaia. Questo significa che ogni lavoratore deve comunque costantemente tenere a bada a molti altri lavori che vanno dalla cura dei minori alla cura degli anziani. Orari flessibili piuttosto che servizi come l'asilo nido o semplicemente la possibilità di poter usufruire anche di permessi aggiuntivi, cose molto concrete che favoriscono progetti di famiglia, e qui nel nostro territorio ne abbiamo assolutamente bisogno.